Turchia, l'unico italiano disperso nel disastro è il 60enne Alessandro Zen, imprenditore di Martellago, che non dà più sue notizie da domenica. L'apprensione della comunità La Farnesina a stretto contatto con i familiari. Intanto sono arrivati nelle zone colpite dal sisma i primi infermieri dal Veneto. Il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lancia il monito: in Italia serve più consapevolezza. Processo Casalesi, decorsi i termini per la custodia cautelare. Mentre il procedimento si avvia alla conclusione, scarcerati gli imputati dopo 3 anni di carcere preventivo. Luciano Donadio torna all'Eraclea. La procura di Padova apre un'inchiesta sulla morte del 55enne bancario trovato in strada all'Arcella agonizzante e poi spirato, il racconto del vicino di casa. Narcotrafficante nigeriano arrestato a Legnaro dalla squadra mobile di Padova, nascondeva 11 kg di droga tra cocaina ed eroina. Dopo il pignoramento di parte dello stipendio, ora per il direttore generale dell'USL 7, Carlo Bramezza, arriva anche la messa all'asta di mobili e averi in seguito al fallimento da 11 milioni di euro nel quale è coinvolto. Durante la seconda guerra mondiale un gruppo di ebrei veneziani scampò all'Olocausto nascondendosi nella soffitta di un palazzo del Cinquecento, una storia resa pubblica in esclusiva per la prima volta in 80 anni alla nostra emittente. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Avete sentito le principali notizie di questa sera, ma iniziamo subito presentandovi il sondaggio, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere, quello che vedete tra pochi istanti in sovrimpressione, i primi 100 giorni del governo Meloni. Promosso? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626691. 0422 1626690. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E adesso andiamo al terremoto, al devastante terremoto in Turchia. C'è un unico italiano disperso, si tratta di un imprenditore 60enne di Martellago, di cui i familiari non hanno più notizie da domenica. La Farnesina è in stretto contatto con i familiari e sono ore di attesa e di angoscia a Martellago, dove si trova per noi la nostra Ilaria Marchiori insieme a Simone Merlo. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Francesca, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Maerne di Martellago, poco distante dall'abitazione di Angelo Zen, il 60enne unico disperso italiano nel terremoto che c'è stato in Turchia. Ovviamente, come hai detto anche tu, c'è grande apprensione, si è costantemente in contatto con la Farnesina, sia la regione che poi tutti gli organi competenti, oltre ovviamente anche al ministro Tajani, per cercare di capire l'evolversi della situazione. Ma sentiamo subito le prime parole proprio del sindaco di Martellago, Andrea Saccarola. C'è apprensione a Maerne Martellago per Angelo Zen, imprenditore 60enne, unico italiano tra i dispersi del terremoto avvenuto tra Turchia e Siria. Zen si trovava al Sahara Hotel, completamente distrutto dal sisma, situato nella città turca dove si è registrato l'epicentro. La famiglia ha chiesto il massimo riservo in queste ore. Mi ha sconvolto sinceramente che sapere che un nostro concittadino è stato vittima o almeno adesso per disperso di questa tragedia che è successa in Turchia, mi ha lasciato molto, molto triste e anche preoccupato. E sono anch'io che aspetto altre notizie per capire se il mio concittadino riusciamo a ritrovarlo. Angelo Zen, originario del Varesotto, ha vissuto a Romano Dezzelino e da alcuni anni si è trasferito a Martellago. Ora vive con la moglie a Maerne. Nel Bassanese invece risiedono i 2 figli. Sarebbe stato proprio uno di loro a dare l'allarme, tentando di contattarlo dopo il terremoto. Zen, imprenditore nel settore dei macchinari orafi, si trovava lì per lavoro. Anche la regione sta seguendo l'evolversi della vicenda con apprensione. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l'evolversi delle ricerche, ha dichiarato il presidente Zaia, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento, ha concluso, chiedo a tutti gli operatori dell'informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse. La speranza deve restare viva, quello è fondamentale, e mi auguro che chi sta lavorando su quelle macerie ritrovi Angelo.
Terremoto in Turchia, l'unico italiano disperso nel disastro è il 60enne Alessandro Zen, imprenditore di Martellago, che non dà più sue notizie da domenica. L'apprensione della comunità La Farnesina, a stretto contatto con i familiari. Intanto sono arrivati nelle zone colpite dal sisma i primi infermieri dal Veneto. Il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia lancia il monito: in Italia serve più consapevolezza. Processo Casalesi, decorsi i termini per la custodia cautelare. Mentre il procedimento si avvia alla conclusione, scarcerati gli imputati dopo 3 anni di carcere preventivo. Luciano Donadio torna ad Eraclea. La procura di Padova apre un'inchiesta sulla morte del 55enne bancario trovato in strada all'Arcella agonizzante e poi ispirato il racconto del vicino di casa. Narcotrafficante nigeriano arrestato a Legnaro dalla squadra mobile di Padova, nascondeva 11 kg di droga tra cocaina ed eroina. Dopo il pignoramento di parte dello stipendio, ora per il direttore generale dell'USL 7, Carlo Bramezza, arriva anche la messa all'asta di mobili e averi in seguito al fallimento da 11 milioni di euro nel quale è coinvolto. Durante la seconda guerra mondiale un gruppo di ebrei veneziani scampò all'Olocausto nascondendosi nella soffitta di un palazzo del Cinquecento, una storia resa pubblica in esclusiva per la prima volta in 80 anni alla nostra emittente. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Avete sentito le principali notizie di questa sera, ma iniziamo subito presentandovi il sondaggio. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è quello che vedete tra pochi istanti in sovrimpressione, i primi 100 giorni del governo Meloni. Promosso? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626691. 0422 1626690. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E adesso andiamo al terremoto, al devastante terremoto in Turchia. C'è un unico italiano disperso, si tratta di un imprenditore 60enne di Martellago, di cui i familiari non hanno più notizie da domenica. La Farnesina è in stretto contatto con i familiari e sono ore di attesa e di angoscia a Martellago, dove si trova per noi la nostra Ilaria Marchiori insieme a Simone Merlo. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Francesca, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Maerne di Martellago, poco distante dall'abitazione di Angelo Zen, il 60enne unico disperso italiano nel terremoto che c'è stato in Turchia. Ovviamente, come hai detto anche tu, c'è grande apprensione, si è costantemente in contatto con la Farnesina, sia la regione che poi tutti gli organi competenti, oltre ovviamente anche al ministro Tajani, per cercare di capire l'evolversi della situazione. Ma sentiamo subito le prime parole proprio del sindaco di Martellago, Andrea Saccarola. C'è apprensione a Maerne Martellago per Angelo Zen, imprenditore 60enne, unico italiano tra i dispersi del terremoto avvenuto tra Turchia e Siria. Zen si trovava al Sahara Hotel, completamente distrutto dal sisma, situato nella città turca dove si è registrato l'epicentro. La famiglia ha chiesto il massimo riservo in queste ore. Mi ha sconvolto sinceramente che sapere che un nostro concittadino è stato vittima o almeno adesso per disperso di questa tragedia che è successa in Turchia, mi ha lasciato molto, molto triste e anche preoccupato. E sono anch'io che aspetto altre notizie per capire se il mio concittadino riusciamo a ritrovarlo. Angelo Zen, originario del Varesotto, ha vissuto a Romano Dezzelino e da alcuni anni si è trasferito a Martellago. Ora vive con la moglie a Maerne. Nel Bassanese invece risiedono i 2 figli. Sarebbe stato proprio uno di loro a dare l'allarme, tentando di contattarlo dopo il terremoto. Zen, imprenditore nel settore dei macchinari orafi, si trovava lì per lavoro. Anche la regione sta seguendo l'evolversi della vicenda con apprensione. Sono in costante contatto con la Farnesina per seguire in prima persona l'evolversi delle ricerche, ha dichiarato il presidente Zaia, confidando di poter aver presto ulteriori notizie. In questo momento, ha concluso, chiedo a tutti gli operatori dell'informazione di fare il massimo per tutelare la famiglia in queste ore complesse. La speranza deve restare viva, quello è fondamentale, e mi auguro che chi sta lavorando su quelle macerie ritrovi Angelo.
Avete sentito dunque nel servizio uno dei figli di Zen vive a Romano Dezzelino, e allora sentiamo le parole del primo cittadino. In questi momenti la famiglia è direttamente in contatto con il Ministero degli Esteri, con la Farnesina, e evidentemente è una procedura che viene seguita a livelli alti. La cosa, diciamo, principale è che in questo momento la famiglia desidera essere lasciata in tranquillità proprio per quello che è il particolare momento di attesa. Apprensione, paura, attimi di logorante attesa per la famiglia di Angelo Zen, l'imprenditore veneto disperso in Turchia dopo il devastante terremoto di lunedì notte. È il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, a raggiungere al telefono Mirko Zen, uno dei due figli dell'uomo che nel paese della Pedemontana ha vissuto a lungo. Nato in Lombardia, in provincia di Varese, Angelo Zen, 60 anni, da Romano Dezzelino si è trasferito a Maerne di Martellago, dove vive con la moglie. Per lavoro si trovava in Turchia, nella città di Kahramanmaraş, completamente distrutta dal sisma. È l'unico italiano che la Farnesina non è riuscita a contattare. La conferma è arrivata direttamente dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Attorno alla moglie e ai due figli di Angelo Zen si sta creando un cordone di protezione e riservatezza. Tutti gli enti sono pronti a intervenire in caso di necessità, conferma il sindaco di Romano Dezzelino. Se ci sarà la necessità, il comune di Romano Dezzelino farà la sua parte. È evidente che in questa prima fase ci è stata chiesta una mano nel creare questo guscio attorno alla famiglia, e di conseguenza, rispettando la volontà della famiglia, rimarremo in attesa anche noi. Ecco, questo poi è stato anche l'appello proprio agli organi dell'informazione da parte del governatore Zaia, come abbiamo sentito, di rispettare appunto la famiglia, soprattutto in queste ore di apprensione. Noi comunque continueremo a rimanere in contatto sia con la regione che con i primi cittadini interessati. Al momento qui da Maerne di Martellago non ci sono altre notizie, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie a Simone Merlo. Naturalmente vi daremo aggiornamenti nel caso ne arrivino. Restiamo però a parlare del terremoto in Turchia, dove sono arrivati i primi infermieri dal Veneto. Intanto il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia spiega quanto accaduto lì in Turchia, ma anche quelli che sono i rischi per il nostro paese. 11 operatori sanitari del 118 e delle organizzazioni di volontariato partiti nelle scorse ore da Toscana e Veneto sono arrivati ad Adana all'alba di oggi per assistere le popolazioni colpite dal devastante terremoto che ha raso al suolo intere città, causando migliaia di morti. A renderlo noto il sindacato degli infermieri Nursing Up. Nell'area tra Turchia e Siria si continua a scavare in una corsa contro il tempo per salvare dalle macerie i sopravvissuti. Le immagini riportano uno scenario apocalittico, risultato di due scosse, la prima 7.8, la seconda 7.5 sulla scala Richter, pari a 130 bombe atomiche. Nel giro di un minuto è stata rilasciata un'energia probabilmente accumulata nel corso dei secoli, spiega il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questa energia si è accumulata al punto tale da non essere più in grado di essere assorbita dal volume crostale, quindi a un certo punto questo si è rotto come se fosse una molla. Il sisma ha causato uno spostamento del suolo dell'Anatolia lungo una faglia di 150 chilometri. Ha provocato probabilmente un movimento ben superiore ai 3 metri che avevamo stimato inizialmente, quindi probabilmente si arriverà almeno a 5-6 metri. Si teme ora la cosiddetta epidemia sismica. Nel corso dei secoli si è visto che i terremoti in quell'area hanno una scansione temporale, si attiva un segmento, spiega il professor Doglioni, che genera un terremoto, poi si sposta verso ovest e così via. Questo effetto ha delle capacità di attivazione locale, diciamo regionale più che locale. È troppo distante per avere effetti sulle faglie italiane, però è anche vero che la Terra è un sistema unico in cui c'è un'energia globale che viene ridistribuita. E a proposito di Italia, nel nostro paese ci sono numerose faglie attive con un'elevata pericolosità sismica con la quale, evidenzia Doglioni, dobbiamo convivere costruendo edifici antisismici, ma anche dotandoci delle apparecchiature che servono a conoscere i terremoti. Abbiamo tante cose che dobbiamo iniziare a crescere. Per fare un esempio, in Giappone ci sono 5.000 stazioni sismiche,
molte di queste in pozzo proprio per essere più efficaci. In Italia ne abbiamo 450, dobbiamo crescere in questo senso. Voltiamo pagina, il processo per associazione mafiosa d'Eraclea si avvia alla conclusione. Il giudice del tribunale ha disposto la fine della carcerazione preventiva per gli imputati a partire da Luciano Donadio, che dopo 3 anni di carcere preventivo potrà far ritorno a casa con obbligo nel comune di residenza. Tecnicamente i termini di custodia cautelare non sarebbero finiti, ma il dibattimento in aula è arrivato alla conclusione e non necessita più della custodia cautelare. E così gli imputati del processo per associazione a delinquere di stampo mafioso al cosiddetto clan dei Casalesi di Eraclea possono uscire di prigione, a partire da Luciano Donadio, che dopo 3 anni di carcere preventivo potrà far ritorno a casa. Il presidente del tribunale ha infatti accolto la richiesta dei difensori di Donadio disponendo l'obbligo di dimora nel comune di residenza. La scarcerazione è stata quindi estesa anche ad altri 13 imputati. Nadia Zanchin guida il comune di Eraclea che si è costituito parte civile nel procedimento. È una notizia che lascia un po' così, ma solamente perché non eravamo minimamente preparati a che fosse così presto. Poi per il resto, insomma, il procedimento è in corso e attendiamo anche noi la sentenza. L'avvocato Giovanni Gentili, legale di Donadio assieme a Renato Alberini, ha preferito non commentare il provvedimento. Continuiamo a mantenere un profilo basso, ha detto, come la delicatezza della natura del caso impone. Il processo dovrebbe concludersi questa estate con la pronuncia della sentenza di primo grado. Secondo lei come sarà accolta dai cittadini di Eraclea questa notizia? Ma guardi, Eraclea io credo che sappia reagire bene su questa scarcerazione, anche perché, come ho sempre detto, che ci fossero queste persone imputate, perché oggi sono imputate sul territorio, non ha mai creato particolari preoccupazioni. Perché? Perché era un fenomeno che non si avvertiva tantissimo, qualora sia accertato sempre che il fenomeno effettivamente ci fosse a tutti gli effetti. Su questo io sottolineo questa cosa, aspettiamo le sentenze. Credo che comunque i cittadini continuino esattamente a fare come hanno sempre fatto la loro vita, ma non si lasceranno sicuramente influenzare dalla notizia di questa scarcerazione. Giallo a Padova, dove ieri sera a bordo strada è stato trovato agonizzante un bancario 55enne poi deceduto. Indagini in corso per chiarire se si sia trattato di un'auto pirata o di un'aggressione. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta. Investimento o pestaggio, quel che è certo è che le ferite al volto di Fabrizio Coppetti non sono compatibili con una caduta accidentale. Partono da qui le indagini della polizia locale per far luce sulla morte del 55enne bancario rinvenuto agonizzante ieri sera sulla rotonda tra via del Plebiscito e via Avanzo a Padova. La vistosa chiazza di sangue è ancora visibile nel posto in cui l'uomo steso a terra a bordo strada è stato notato da un automobilista che si è fermato e ha dato immediatamente l'allarme. Poco più in là il cerchio dove sono stati trovati i suoi occhiali. Quando sono arrivati i soccorsi, l'uomo era incosciente e aveva il volto tumefatto, lesioni troppo gravi per essere il frutto di una semplice caduta. Faceva fatica a respirare, non ha mai ripreso conoscenza. Intubato e trasferito d'urgenza in ospedale a Padova, è stato operato per ridurre l'emorragia, ma è morto verso le 21. Fabrizio Coppetti, 55 anni, originario di Gemona, viveva a Padova da 16 anni in via Donorione. Lavorava come dirigente dell'Unicredit, abitava all'Arcella in zona San Gregorio, amante delle passeggiate, andava spesso a lavorare a piedi come ricorda un vicino di casa. Se era bello, siccome gli piaceva camminare, mantenersi in forma, andava via e purtroppo ieri mattina un ragazzo buonissimo, si andava d'accordo. La polizia locale sta recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona tra via del Plebiscito e via Avanzo per capire se l'uomo sia stato investito da un pirata della strada che è scappato senza prestare soccorso o sia stato vittima di una brutale aggressione. Purtroppo non ci sono occhi elettronici che puntano direttamente sulla rotonda. La zona del ritrovamento del corpo agonizzante del 55enne ieri sera è stata illuminata a giorno per cercare di individuare eventuali pezzi di auto o camion o segni di frenata, ma al momento nulla è stato ritrovato.
Restiamo nel Padovano a Legnaro con l'arresto da parte della squadra mobile della questura di un narcotrafficante nigeriano trovato con 11 kg di droga tra cocaina ed eroina. 11 kg tra cocaina ed eroina divisi in 940 ovuli contenuti in 69 buste. Tutto a casa di un 31enne nigeriano a Legnaro. I poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Padova hanno arrestato l'uomo che risultava residente con la famiglia a Polesella, nel Rodigino, ma che era operativo nel Padovano. I residenti avevano notato un notevole viavai di persone che si fermavano per poco tempo nella casa, dove lo spacciatore aveva nascosto la droga anche nel vicino garage. Forse ne aveva fatto un centro di smistamento degli stupefacenti, risultati altamente puri, con un'altissima percentuale di principio attivo, di molto maggiore di quella di solito in vendita. Con gli 11 kg sequestrati a Legnaro sono state tolte dal mercato almeno 100.000 dosi, per un valore allo spaccio di 2 milioni di euro. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta. Dopo il pignoramento di parte dello stipendio, ora per il direttore generale dell'USL 7, Carlo Bramezza, arriva anche la messa all'asta di immobili e averi in seguito al fallimento da 11 milioni di euro nel quale è coinvolto. Dopo il pignoramento del quinto dello stipendio, ora vanno all'asta mobili e averi di Carlo Bramezza. Il primo giorno di febbraio il liquidatore ha disposto un invito alla manifestazione di interesse per l'acquisto di beni mobili di proprietà del direttore dell'UL 7 Pedemontana, per il quale il Tribunale fallimentare di Treviso ha avviato un procedimento di liquidazione del patrimonio. In ballo ci sono gli 11 milioni di euro di debiti maturati a causa di 2 società insolventi per i quali si era fatto personalmente garante. Dopo il provvedimento sullo stipendio da direttore generale dell'azienda sanitaria di Bassano del Grappa, quindi, ora vanno all'asta arredi e materiali vari presenti nell'abitazione di Bramezza. Nella lista figurano 150 libri, una ventina di suppellettili su libreria e 2 divani, oltre a un tavolino da salotto e a 4 poltrone. Il documento ufficiale parla poi di un televisore, 8 quadri, un lampadario in vetro artemide e una madia da soggiorno, una vetrinetta tipo Morandini e sedie, altre lampade e mobili, una scrivania, poltrone e comò. L'offerta irrevocabile d'acquisto è di 2.650 euro con spese di trasporto a carico dell'offerente e pagamento entro 5 giorni dalla richiesta del liquidatore. Se ci saranno più offerte, l'asta vera e propria si terrà il 16 febbraio nello studio trevigiano del liquidatore Donatella Berto. Durante la Seconda Guerra Mondiale un gruppo di ebrei veneziani scampò all'Olocausto nascondendosi nella soffitta di un palazzo del Cinquecento, una storia resa pubblica in esclusiva per la prima volta in 80 anni alla nostra emittente. Anna Frank ha abitato anche a Venezia, perché Anna Frank non è solo la bambina uccisa in un campo di sterminio tedesco dopo oltre 2 anni nascosta in una soffitta di Amsterdam con la famiglia. Anna Frank è anche il simbolo dei milioni di innocenti che anche in Italia hanno vissuto nel terrore della morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa è una storia che ancora non conosce quasi nessuno ed è una storia a lieto fine, perché davanti al portone di questo elegante palazzo del Cinquecento il Comune di Venezia non deporrà mai delle pietre d'inciampo per commemorare chi da qui fu deportato e assassinato in un campo di concentramento. Mio bisnonno e mio nonno in tempo di guerra facevano i salvagenti per l'arsenale e mio nonno mi raccontava che lavoravano qui in tempo di guerra e al suo tempo avevano nascosto diverse persone ebree, soprattutto che lavoravano con loro, e sono riusciti a salvarli. Per raggiungere questa soffitta rimasta intatta come era 80 anni fa, quando durante la Repubblica di Salò ha vissuto nascosto un gruppo di ebrei, bisogna attraversare eleganti saloni, persino una cucina, un dedalo di stanze che nasconde porte che come passaggi segreti conducono a scale nascoste fino ad un sottotetto dove in epoche remote alloggiava la servitù del palazzo. Né dal Rio e né dalla fondamenta né dal ponte si riesce a vedere la soffitta o la mansarda, per cui un luogo totalmente segreto. Poi ci sono degli accessi, delle porte segrete dove si doveva
passare attraverso un armadio, oppure c'è un armadio che nascondeva. Maurizio Crovato è colui che ha contribuito a rendere pubblica una storia rimasta segreta per 80 anni. È la prima volta che una telecamera entra qui, tra materassi ancora distesi sul pavimento. Un altro passaggio nascosto conduce a quello che sarebbe stato l'ultimo estremo tentativo di salvezza. Qui si apriva una botola e attraverso questa scala si poteva scendere in quello che era un nascondiglio da utilizzarsi nel caso fosse arrivato qualche controllo. Nel sottotetto sono rimaste ancora le grate di un pollaio, a testimonianza di un'epoca in cui non solo sopravvivere, ma anche riuscire a mangiare poteva essere difficile. È uguale, è la stessa cosa, è rimasto tutto completamente integro, anzi secondo me è rimasto integro ancora dal 500. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Ancora bel tempo sul nostro territorio grazie all'alta pressione. Farà ancora piuttosto freddo a causa dei venti artici che soffieranno sull'Italia. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 8 febbraio ci mostra un ampio soleggiamento. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà stabile con cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature stazionarie, le minime saranno ancora sotto zero, le massime invece si attesteranno tra i 3 e i 6 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo si presenterà sereno ovunque o al massimo velato. Sulla costa e sulle zone orientali della regione soffierà bora moderata. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-5 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente soleggiato e il cielo sarà generalmente limpido. Temperature minime intorno ai -6, -5 gradi, massime invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.